Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi, io sono Lord Perse, siamo tornati ancora qui su Round 2 Total War, ormai potrei brevettarla questa frase. Allora, signori, facciamo un recap velocissimo. Africa, fronte Africa, legione qua, legione qui, pronta a caricare, non vedo l'ora di fare il pieno carico di uomini e sganciarla su Siga, Tingis. Sarà una... Insomma, non sarà così semplice prenderla. Andiamo a fare un po' di scouting, giusto per capire quale è il grado delle truppe avversarie. Ma non mi sembra di vedere grandi cose. Poi ritorneremo qua, la sposto già adesso perché sennò al prossimo turno me ne dimentico. Qui siamo in una situazione dove li abbiamo appena cacciati indietro i maledetti secessionisti del Senato. Sarebbe interessante andare a catturare la città, ragazzi, ma è veramente stradifesa, tra l'altro con delle unità anche abbastanza forti. Quindi rimaniamo qua in attesa di ricaricare, fare il pieno di uomini e vedere come andrà questa legione qua, nel senso che sarà sicuramente una legione che utilizzeremo per andare a prendere Cartago Nova, ma adesso è impegnata nella difesa della città. Potrei potenziare anche la flotta, così la potremmo portare anche qua. Perché no? Perché no? Mi viene da dire. Allora, solo che qua non avrei non avrei il quinquereme d'artiglieria. Però per ora la devo lasciare qua. Ma io direi aspettiamo qualche turno. Questi 3000 non sprechiamoli. La mia idea iniziale era proprio quello di ricaricare, cioè aumentare il numero di uomini della mia flotta, ma in realtà no, perché voglio l'artiglieria. Questi invece erano in procinto di prendere Aracillum, che era difesa da questo esercito, che sono gli araldi di Atecina, dei Lusitani, ma siamo dovuti scappare perché c'è stato un esercito di schiavi che ci vogliono prendere Tolosa. Anche se Tolosa è abbastanza difesa, mi sa che siamo in netta esatto, inferiorità numerica. Forse solo le condizioni di salute dei vari uomini ci salveranno. Nel frattempo ho richiamato questa legione che era tutta ad ovest, era andata a occuparsi ad aiutare Noreia contro questi brutti uomini qua, che tra l'altro, scusate, questa è un'altra fazione che si è creata. Ah, interessante. Con cui siamo già in guerra, senza... però mi chiede il trattato di pace e me lo fa, me lo fa. Allora io ti chiedo di essere mia satrapia, no? Faccio patto di un'aggressione, non me lo dà, mi dà solo la pace, va bene. E io però, allora, li derubo di tutto quello che hanno. O quasi, vediamo se riusciamo. Non se... niente mi volete dare, almeno 3000, dai. A loro vogliono che io li paghi, ma no, non avete capito proprio niente. Io voglio... Guarda, se mi gira... perché è bassa. No, 3000. Controfferta. No, non hai capito niente, zio. Allora, potrei prendere 2004. Vediamo. Ok, prendiamoci 2004. Va bene così. Tra l'altro, con questi che abbiamo appena liberato non commerciamo. Quindi chiediamo l'accordo commerciale e gli chiediamo i soldi che hanno a disposizione. E voilà. E ci facciamo alto denaro. E direi che a sto giro mi sembra che siamo tutti in buone condizioni. Perfetto, quindi ci siamo presi un altro po' di grano. Allora a questo punto lo andiamo a investire, però devo tornarmene di qua. Ok, allora qui sono già al massimo del mio investimento e non vado a investire altro. Allora a questo punto potenziamo un po' la flotta con delle quinqueremi da tiro. Ne prendiamo due. Direi che potremmo prenderne anche 3 addirittura. No, non ci stiamo. Va bene così. E rimaniamo sui 3004. E direi di passare il turno, sperando di non causare danni a cose o persone che mi sono dimenticato.
in giro da qualche parte. Qua lo andiamo a fare l'upgrade perché l'avevamo fatto prima e vorrei riuscire a farlo. Purtroppo ce l'avevano tolto, ce l'avevano rubato, tolto dalle mani con l'attacco precedente e direi che ci siamo. Ragazzi. Oddio, altri schiavi. Distruggere un uomo è semplice, ma abbattere il suo spirito non lo è. Anche se sei nell'oscurità, cercherai il modo vero di ragazzi. trovare la libertà. Vero, vero. E noi li ricacceremo da dove sono venuti. Catene sono e catene rimarranno. L'unica cosa è, ragazzi, da dove... Cioè, dove sarà partita questa ribellione? Ora lo scopriremo. Le ribellioni facevano comunque parte della vita a Roma, eh? Quindi non pensate che Roma nel gioco si piglia tutto e va tutto liscio, anzi. Perché ragazzi c'è il simbolo dei Suebi ad Aracillum? Cosa sta succedendo? Eccoli qua gli schiavi, si sono ribellati nel sud della Grecia. Credo che sia Pella questa. Però io direi, guardate che belli tra l'altro, bellissime le unità di difesa. Io direi quelle locali. Ah no, scusate, sono i nostri alleati che ci vengono in soccorso. Io direi che questi li schiacciamo come sogliole. Andiamo in modalità aggressiva. E direi che abbiamo fatto il nostro compito. Ovviamente li rischiavizziamo. Ovviamente. Sì, Grazie per l'esperienza. Questi adesso ci lasciano. Attenzione che questo esercito ci vuole anticipare, Allora potrebbe essere il caso di andare noi stessi con loro e anticipare noi l'attacco. Vedremo. Potrebbe anche farmi comodo avere degli alleati che mi controllino il territorio laggiù. Ok. Missione assegnata. Sconfiggi il seguente esercito. Dei Suebi. Però io non mi interessa. Cosa ci fanno qua tra l'altro? Ma i Suebi ci hanno dichiarato guerra? No. No. Ci vogliono solo male. Perché dovrei sconfiggerli? No, no. No, no, no. Finché stanno lì, perché dovrei farlo? Assolutamente. Ok, qui abbiamo un po' di aiutanti che sono arrivati. E ok, e la flotta, perfetto. Guadagniamo abbastanza, ragazzuoni. Allora, intanto qua gli schiavi vedo che non hanno attaccato. Allora li attacchiamo per primo noi. E gli faremo soffrire le pene dell'inferno a questi uomini, perché adesso sia dalla città sia con la legione, mamma mia, li schiacciamo proprio. E direi che andiamo in modalità aggressione, così ce li togliamo dalle scatole. Addio, schiavi galli. E ci dà un bel po' di esperienza, grazie. Schiavi eravate e schiavi tornerete ad essere. E voilà. E una rivolta è stata soppressa, benissimo. Allora, intanto però siamo messi abbastanza male. Mi piacerebbe ritornare in queste zone, però non so se mi conviene farlo dall'alto. Oppure invertiamo le due legioni e mandiamo questa, che è più fresca e può essere già più vicina. Sì, le invertiamo. Allora, facciamo prendere una pausa a questi uomini, che direi che se la sono meritata. Li facciamo scendere dalle montagne, li portiamo in strada e gli diamo anche delle truppe, direi. Io per fare un bilanciamento forse in questo caso conviene prendere dei legionari veterani per fare un miglior bilanciamento. Queste due qua in realtà sono delle unità mercenarie, quindi adesso non mi servono più, visto che posso reclutare uomini. Allora direi prendiamoci una cavalleria e ancora dei legionari veterani.
Perfetto. Allora, voi siete già al completo e mi va bene così. Ok, qua è perfetto. Qui sta andando giù, ma stanno anche aumentando loro. Andiamo a dargli fastidio. Solo per bloccargli il reclutamento. Dovrebbe funzionare. Ah, ma siamo stravittoriosi. Anche se non ci conta neanche la flotta, però direi che a questo punto non la andiamo neanche a giocare questa. Andiamo in modalità aggressione. Sì, perché ci dobbiamo togliere dalle scatole. Ok, fondamentalmente abbiamo perso solo un po' di cavalleria. Voi morte ai prigionieri. E voilà, esecuzione, bellissime queste animazioni, devo dire che sulle animazioni Round 2 quando uscì fu un gioco veramente quotato, cioè fatto veramente bene. Allora, potremmo già spostarci a nord, però... Ma sì, dai, andiamo. Allora, rimaniamo però in zona, va. Tanto dobbiamo aspettare questa di legione. Quindi non ha senso andare troppo. Ah, addirittura mi dice di far così. Passare sull'altopiano, va bene. Questi sono tornati qua, quindi torno anch'io. Vedo un attimo com'è la situazione. Io so già, ragazzi, che quando sposterò, quando lascerò questa armata, questa zona, per spostarla da qua, perché avrò problemi, di sicuro gli iceni mi attaccano, di sicuro. Almeno è quello che farei io. Allora, qui ci siamo. Vediamo un po' a nord com'è la situa. Vediamo ancora un po'. Sembrerebbe che ci sia solo questa legione di difesa. Quindi io con 2 legioni dovrei riuscire tranquillamente a fare gli affari miei. Qua continuiamo a recuperare uomini. Le recupereranno anche loro, ma poco mi importa. Qui facciamo il forno di mattoni. No, perché va giù con lo squallore, quindi non lo voglio fare. Loro si sganciano, se ne vanno qua. E adesso... Allora, aspettiamo a comprare le navi. Aspettiamo un attimo, perché voglio vedere un attimo qual è la situazione qua. Non so se riusciranno a prenderlo, però... Torniamo indietro, vediamo un po' com'è la situa, se ci sono altri eserciti, altre robe. Questo ponte è buono, perché se ci mettiamo qua con l'esercito blocchiamo l'accesso. Forse da qua però si arrivano in città. Forse non hanno bisogno dell'accesso del ponte. Qui ci dovrebbe essere un'altra città da qualche altra parte, tipo qua sulla costa. Forse qua. Va bene. Sono molto limitate le strade in Rome 2, ragazzi. Cioè, proprio... Sarebbe bellissimo avere una mappa molto più grande per poter fare tutte le strategie, tutte le tattiche, le manovre militari che Giulio Cesare fece veramente, ragazzi, e metterci alla prova e divertirci, però non è possibile. Qua mi è sparita l'unità, probabilmente non ne posso più fare, o sono al massimo dei veterani. Questa cos'è? Quart Adish. Interessante, carina. Allora, vediamo. Posso prendere anche qualche altra unità. Direi allora di andare sui legionari normali. Quante ne posso prendere? Siamo già al completo, perfetto. Allora, prossimo turno si torna indietro. Questo no, mi dà problematiche alla stabilità. Questo dà più banditismo, quindi meglio evitare. Queste sono le fazioni assoggettate a Roma. Però questa da meno 4 l'ordine pubblico, però ci dà un po' più di denaro. Più 3 banditismo, però ci dà... Poi ci arriva anche l'altare. Sono 8 turni, direi di farlo a questo punto. Così abbiamo una base ben romanizzata. E a questo punto ci prendiamo 1, 2, perfetto. 2 era quella che volevo prendere. E direi che abbiamo fatto tutto. Qua la situazione non è delle migliori, però stiamo migliorando. Forse lo scalpellino non è il caso di farlo, perché potremmo avere problemi di ordine pubblico. Però in realtà io devo continuare a potenziare queste strutture, perché mi aumenta la popolazione e poi io posso andare a sistemare, a fissarla. Chiaro che meno 9...
è un po' problematica. Qua dovrò sempre avere una legione di scorta. Vabbè, comunque ho un po' di turni a disposizione per arrivare qua. Penso che in 2 turni sono a Mediolanum, nel caso, perché mi sa che dovrò proprio spostare quella legione lì. Purtroppo devo aumentare il controllo. Allora, loro non stanno reclutando niente, però, ma va bene così perché non hanno niente da reclutare. No, allora a questo punto li portiamo qua, perché loro dovranno poi reclutare gente, quindi assolutamente così. Sono questi che portiamo in questa zona, va bene. Con l'idea di prendere Aracillum. Dovrei spingere, arrivare fino a lì. Allora, Brigantium sicuramente non me la conquisto per me, la libero. Aracillum potrebbe essere interessante da tenere, considerando che Burdigala la andrò a liberare. La andrò a liberare. Potrebbe essere interessante tenere Aracillum, effettivamente. Potrebbe essere interessante. Numantia sta al centro, non mi interessa. L'altra è Cartago Nova, ma Cartago Nova la devo prendere per forza. Vedremo, dai. Allora, andiamo avanti. Altro turno. Eccola dove era l'altra legione che mi mancava. Mi sembrava che mi mancasse una. Partecipa alla guerra contro i Seleucidi, ragazzi. Ma no, non posso, ragazzi, dai. Come faccio? Non c'ho neanche una legione da quelle parti. E poi prima c'è l'Egitto. Partecipa alla guerra contro Garamantia. No. State buoni, ma state buoni. Farvi la guerra fra di voi. Dopo venite a rompermi le scatole a me. State buoni. Adozione. Un'altra famiglia cerca di adottare uno dei tuoi personaggi. Permetti l'adozione o ferma l'adozione? Sarebbe interessante, caro gioco, sapere che personaggio. Io direi di permettere l'adozione. Obiettivo Cinzia. Va bene. Ciao Cinzia, è stato bello. Fatemi vedere chi è Cinzia, così, giusto per vedere. Cinzia. Cinzia, Cinzia. Io spero sia passata a questa fazione. Ma che? Cioè, insomma, questi devono solo rompermi le scatole per fare la secessione. Va bene, dai, ho capito che se non posso fare l'upgrade di questi, che vuol dire che si può fare solo una roba. Cinzia, chi sei tu, Cinzia? Quanti sono questi però? Eccola qua. Cinzia, maledetta Cinzia. Dai, ti do un po' di robe. Ordine pubblico e... Vediamo. Dai, bonus minore. Ti vorrei anche far sposare quasi quasi. Visto che qua di uomini... No, beh, ce ne sono un po'. No, va bene così. Allora, va bene. Voi dovete tornare. Esatto, questo era il giro lungo. Va bene. Li portiamo sempre in questa zona. Voi finalmente avete fatto. E si parte, ragazzi, per la campagna d'Africa. Battute finali. Allora, qui la flotta si è presa un bel po' di navi. Ah, guardate, posso fare l'upgrade. Me lo facciamo. Ok. Stiamo guadagnando poco. Direi che allora le navi basta così per ora. Ci portiamo la flotta in zona. Altrimenti arrivo qua. Vediamo se arrivo strisciando lungo la costa. Magari ce la faccio. Qua direi di prendere un altro cavallo almeno. E un altro tiro.
Ah, addirittura lo andiamo a fare il blocco a questo punto. Andiamo a fare il blocco perché potremmo a questo punto attaccarli, ragazzi, perché 10, 11 11 più le guarnigioni che però, no, scusate, questa è la mia. Cavoli, sono tante. Sono tante. Sono tante. 18, praticamente un esercito. Però io ho le navi. Ho le navi. Loro hanno le mura però, eh. Non sarà facile entrare in città. In più tra l'altro non mi sono neanche curato abbastanza. Se io vado a rompergli le scatole e poi nel caso tornassi indietro. Uh. Ah, fammi vedere un po' questa parte, giusto per capire. No, 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 non voglio fare nessuna azione, voglio che ti avvicini qua. Ok, sembrerebbe libera, torniamocene indietro. Sembrerebbe libera. No, allora questi rimangono in modalità fortificata. Ho anche un po' di paura adesso. Perché questi potrebbero... No, arriverebbero qua. Ok. Potrebbero fare un attacco combinato, eh. Devo stare un po' attento. Devo stare un po' attento. Allora, questi li spediamo a nord. Guarda, guarda questi che cosa hanno fatto. Ma dove sono quelli di Numantia? Ah, hanno già combattuto. Porca miseria. Allora, vediamo se riesco a sabotarli. No, dai, la terza volta che ci... che radiamo il suolo Numantia. No, dai. Nah. Però si sono trincerati. E che qua, ciao, ci vogliono troppi turni. Pazza idea. Potrei tagliar su così? Ma non ci arriverei comunque. Allora, gli altri uomini miei sono qua. Guardate quanto... Madonna. Incredibile. Portiamoli in zona. Wow, praticamente arriviamo direttamente. Qua direi che siamo abbastanza messi bene. Non, teniamoci un po' di soldi da parte perché mi sa che dovranno essere investiti nell'esercito. Qua invece come siamo messi? Allora, potrei già attaccare. Potrei già attaccare. Allora, valutiamo e ancora ridaglie. Vediamo se... No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Interessante questa cosa perché sono solo navi queste. Quindi sulla terra noi dovremmo essere molto più forti. E Siga, tra l'altro, ne ha 16 di uomini. Ma io lo farei. Vediamo. Vediamo cosa ci dà il compito. Ci dà anche vincenti. Ci dà anche vincenti. Probabilità di vittoria molto alta, però con forze rimanenti basse, eh. Allora, io la circonderei in attesa dell'arrivo dei miei generali, cioè delle mie legioni, perché in realtà questa, oddio, non proprio velocissimamente, però dovrebbe arrivare. Io confido che nel prossimo turno loro vengano qua e mi diano una mano. Vediamo se posso dirli. Allora, sono... Aspettate, però loro sono... Ah, non sono miei alleati questi. Sono quelli di Sirta. Non sono questi che pensano a farsi la guerra fra di loro, maledetti. No. No. No, no. Vabbè, niente, rimaniamo così e poi vediamo. Allora, va bene, perché attaccarli adesso? Allora, sì, raga, sarebbe bello prendersela così. Perché sarebbe una vittoria anche abbastanza facile. Però mi rimarrebbe il 40% degli uomini. Però soffrono.
No, allora interrompiamo l'assedio. Non voglio che soffrano. Non voglio che soffrano. Qui in realtà non soffrono. Ok, allora li facciamo mettere sopra questo monte qua e li teniamo qui in attesa. Perché allora si poteva prendermi, però ragazzi che gameplay brutto sarebbe, cioè senza combatterla così. A meno che io il prossimo turno mi sganci da qua e venga qui. Questa è una strategia da considerare. Vediamo se c'è qualcosa che mi interessa di queste cose qui. Una fazione è stata distrutta. Va bene. Allora andiamo avanti. Vediamo un po' cosa accade. Numantia, ragazzi, veramente è una città sfigatissima. I abitanti di Numantia, se vengono ancora rasi al suolo, ragazzi. Eccoli qua, guardate che me l'hanno fatto loro. Il giochino. Mamma mia, cartaginesi che aiutano romani, che schifo. Niente, ci sganciamo immediatamente. Ce ne torniamo a Tarraco praticamente. E loro cosa vorranno fare? Ci attaccano Saguntum. Ci attaccano Saguntum, porca miseria. Porca miseria. Ragazzi, siamo messi male. Ce la facciamo prendere. Tanto è inutile combatterla questa. Dai, modalità aggressione. Gli facciamo un po' di danno, ma... No, che palle. Abbiamo perso ancora il maledetto. La maledetta struttura. Vediamo se ce la conquistano. Sì, se la tengono. Cartaginesi si sono ripresi. Ci hanno impiegato un sacco, però... guardate qua che arrivano le truppe. Maledetti. Dai, Numantia, resistete. Arriviamo. Partecipa alla guerra contro i secessionisti del Senato. Chi è che me lo chiede? Ah, loro. Perché? Cioè, se gli do 900 partecipano contro i secessionisti? No, ma stai buono, stai nel tuo. Allora, con il nostro aiuto loro vogliono prendersi la città. Noi ovviamente decliniamo l'attacco. Siamo noi che vogliamo prendere la città, non voi. Accordo commerciale sciolto. E la Madonna, chi è che non ci dà più l'accordo commerciale? Intanto è nata Didia Prisca, bello come nome. Bello come nome. Allora, qua va tutto a gonfie vele. Questi li dobbiamo portare su. Ci vorrà ancora un bel po' di tempo, però pian piano ce la faremo. Questi avanzano. E adesso, ragazzi, direi che la città ce la prendiamo noi. Ah, così, senza combattere. Si sono arresi. Direi che... Direi che l'andiamo a radere al suolo. E ce la prendiamo. Perfetto, senza colpo ferire. Ottimo, io pensavo già chissà quali lungimiranti strategie. In realtà, senza colpo ferire. Va bene, perfetto. Ok, allora. Sì, adesso è da qua da risistemare, ma... Direi che ci siamo presi un bel pezzettone d'Africa, un bel pezzettone.
Andiamo allora a vedere com'è la situazione qua. Hanno lasciato la città praticamente i cartaginesi. Hanno abbandonato. Eccola qui l'altra città. Ok. Non penso che andremo a fare il giro più lungo. Penso che andremo per Tingis. E poi taglieremo la situazione. Allora, qua 7-1 sono pochi. Allora, andiamo a prenderci la città. Questa flotta, esatto. Questa adesso la distruggiamo in pochissimo. Andiamo a fare poche perdite. Vediamo come mi hanno ridotto la città, però, sti cani. Perché io ho paura che mi abbiano buttato giù tutto. No, dai, è andata bene. Abbiamo perso sempre il solito investimento. Oh, raga, questo qua non devo farlo di investimento. È incredibile. Quando lo faccio va tutto in malora, porca miseria. Niente, adesso ce ne stiamo così. Buoni buoni. Abbiamo perso un turno, praticamente. Brutta roba. Questi intanto sono tornati indietro. Andiamo ancora a dargli noia. Manti e salva. Niente. Sta spia qua proprio non vuole collaborare. Allora. Potrebbe essere una trappola, però sono in 16. 16 tra l'altro messi anche abbastanza maluccio. Potrebbero scendere. Allora, fatemi pensare, perché potrebbero scendere. Mi darebbero una noia molto grande, a dire la verità. Se io attaccassi questi, secondo me avrei un vantaggio. Vediamo, questi qua ci penso un attimo cosa fare, se avanzare o no. Cioè sicuramente avanza, però devo capire come. Ok, si ritirano, quindi vuol dire che siamo più forti noi. Ok. Tu sei da solo. E allora vengo da te. Perché c'è. Considera anche l'esercito di guarnigione, no? Allora ci ritiriamo. Che noia. Potremmo andare in questo porto sicuro, però voglio bloccare l'accesso da questa zona. Scusate, mi è andata un attimo giù la voce. Bloccare l'accesso in questa zona, così loro se vogliono attraversare devono fare il giro. E io sicuramente sono... Oddio, in realtà passano, però vabbè, dovrei essere un po' più tranquillo. Attenzione, c'errebbe attaccarli, ma... Andiamo a... no, a costruire da nuovo le strutture. Allora, siga. Qua. Qua potrei fare un campo di Marte, effettivamente. Ci potrebbe stare. E un terreno anche consacrato che ci dà più influenza. E appunto abbiamo detto un campo di Marte temporaneo, giusto per avere un po' di truppe prima dell'attacco. Anche se non credo di doverne, no, di doverne reintegrare, no. Questi sono mercenari, dovrei farli fuori effettivamente, però va bene. Allora. Questi li portiamo sul ponte. Ma io direi no. Io direi a questo punto togliamo questo. E però in futuro potrebbe volerci, eh. Potrebbe volerci. Andiamo avanti. Questi dove sono? Qua. Ok. Ci vuole ancora un po'. Intanto io a questi gli darei una cavalleria, un veterano e un altro veterano. E abbiamo concluso anche questo esercito qua. Ok. Fatemi vedere se l'accordo commerciale sciolto è con questi. Sì, perché abbiamo perso la città. Quindi rifacciamo l'accordo. E ti richiedo tutti i soldi che hai. Così recupero un po' più di grano. Ok. Che potremmo reinvestire in questa maledetta struttura. Ok. Vediamo se è la volta buona. Ci riprendiamo un po' di truppe. Quelle di prima ovviamente le abbiamo tutte perse. Ovviamente, figurati. Ok. Ok, facciamo così. Così qualcosina riusciamo a tirare. Allora a questo punto in realtà abbiamo comunque un esercito di scorta, che è questo. Qualora questi ci superassero. Quindi io direi che...
Direi che ce ne andiamo verso di loro. Cerchiamo il confronto, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' se... Cioè l'importante è che non prendano Numantia, se no devo ripartire da zero ancora. L'idea sarebbe liberare all'Arcillum, spostarci, prendere Brigantium. Scusate, tenere Arcillum, liberare Brigantium e poi puntare tutto su Tuletum e schiacciare tutta questa zona. Teoricamente dovrei arrivare anche da questa parte, perlomeno su Gades, quindi potremmo farcela. Potremmo farcela. Qui la situazione adesso è positiva, le truppe sono arrivate, probabilmente sono un attimo schittonati a vedere la legione e iniziano a fare i bravi anche loro. Vediamo un attimo se c'è qualcosa. Azione incontrata? Ah, perché i Ghetuli non sono... Ah, non sono contro di noi effettivamente. Sì, sono ostili ma non sono in guerra con noi. I Getuli, scusate. Ah. Ah. Interessante questa cosa. Potrebbe volerci meno tempo di quello che prevedevo. Fate vedere solo gli schiavi a questo punto. Dove sono finiti? Perché io li ho visti gironzolare prima. Va bene, tutte queste notifiche qua le ho viste. Li ho visti gironzolare da qualche parte. E non li vedo più. Dove sono? Da qualche parte. Eccoli qua. Ah, non erano a Pella, erano su Narona. Su Narona. Che tra l'altro potremmo anche potenziare su Narona. Questo per non avere più problematiche di questo genere. E direi di fare questo che ci abbassa il banditismo, eccetera, eccetera. Tanto questi sono messi male e non possono farci più nulla. Allora, ragazzuoli, dai. Facciamo un altro giro velocissimo. No, il gameplay è abbastanza lungo, quindi è stato abbastanza denso in realtà, di un po' di tira e molla, ma è stato abbastanza denso. Penso che farò la locandina con la campagna d'Africa, perché abbiamo conquistato Siga e comunque un piccolo avanzamento, ecco, sulla costa. Abbiamo ridotto sempre più il commercio da parte dei nostri nemici e vedremo poi come andrà nel prossimo gameplay. Grazie per essere rimasti con me come sempre. Io vi saluto, un abbraccione, al prossimo gameplay. Ciao ragazzi.